Sì, noi ci siamo, per Pascal ci saremo sempre, siamo alla terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi di Nina Russello. Questo premio letterario è identità per noi, è identità perché viene pensato e proposto da un cittadino rialmontino che seppur andato in Francia ha girato il mondo e gira tutt'oggi il mondo e ci porta qua a Realmonte la sua storia, il suo bagaglio e ci porta soprattutto, ci conferma, sottolinea la nostra identità. Ogni anno Pascal ha dato prova della sua qualità di attività fatte di assoluto pregio, ha un team qualificatissimo, stamattina c'è parte del team presente che io ringrazio sempre perché insomma noi lo sappiamo, da soli non si va da nessuna parte, la squadra vince se la squadra è fatta di persone che hanno grandissima competenza e professionalità, e così riesce a fare una terza edizione avendo alle spalle insomma delle edizioni che sono state fiore all'occhiello non solo per Realmonte ma per l'intera provincia di Agrigento e non solo, mi spingo oltre, direi per la regione siciliana. Siamo quindi alla terza edizione, quest'anno nell'ottica di Carricacina greca e quindi di identità abbiamo pensato a valorizzare la piazza di Realmonte Carricacina con appunto queste attività che ne sottolineano non solo la evocazione turistica e paesaggistica, ma anche quella di crescita culturale, che noi sappiamo essere anche crescita di conseguenza socio-economica, perché crea un indotto. Cosa dire quindi? Grazie Pascal, io ringrazio veramente tutto il team, il comune di Realmonte c'è, il comune di Realmonte città della Scala dei Turchi ci sarà sempre per i nostri grandi artisti. Questa mattina facciamo la conferenza stampa del premio letterario Nina Russello. L'Associazione Culturale Casa del Libro Pascale Schembri Realmonte ha programmato la terza edizione del premio letterario Scala dei Turchi Nina Russello per sabato 24 agosto. Per quell'occasione la Commissione ha selezionato 14 opere letterarie tra quelle pervenute nel corso di quest'anno. In particolare saranno assegnati i seguenti premi: 5 premi a scrittori affermati, 5 premi emergenti, 4 premi per la poesia. Inoltre saranno assegnati 2 premi alla carriera, a personalità del mondo della cultura e un premio d'onore all'attore Nino Bellomo per il suo 102esimo compleanno, oltre ad altri riconoscimenti a personalità istituzionale e dell'arte e 2 premi alla memoria. Per la prima volta la Casa del Libro ha voluto premiare la giovanissima poetessa Zahira Ben Joseph pubblicando il libro Il respiro dell'anima. Come nelle precedenti edizioni del premio letterario, siamo certi anche quest'anno di ospitare ancora un selezionato pubblico di appassionati. Grazie e arrivederci alle ore 19 del 24 agosto 2024 nella piazza Umberto I di Realmonte.